Buongiorno, sono Anna Alante dell'Università di Padova e afferisco al Dipartimento DAFNAE e mi occupo di tecnologie alimentari. Oggi sono qui per discutere insieme a tutti cosa significa cibo e sostenibilità. Infatti, quando si affronta questo argomento, solitamente ci sono tanti aspetti da considerare, dall'impatto ambientale sulla catena di produzione, alla qualità del cibo, alla sua sicurezza, al prezzo. Tutti aspetti che devono essere chiaramente valorizzati e compresi fino in fondo. L'industria alimentare, di cui io mi occupo in maniera più concreta, fa parte di quella che è la filiera e mi sembra giusto ribadire che il problema della sostenibilità dell'alimentazione, della produzione di cibo è una responsabilità che riguarda tutta la filiera. Quindi mi pare anche giusto precisare che oltre all'industria alimentare, che segue chiaramente il primo anello della filiera, che è quello dell'agricoltura, dobbiamo anche pensare che esiste una catena di distribuzione, esiste poi un consumatore le cui scelte influenzano poi anche la sostenibilità finale del cibo stesso. Un consumatore che deve essere formato, e questo mi sembra una cosa da ribadire, in quanto non esiste la qualità anche dal punto di vista della sostenibilità che corrisponda a un costo zero. Quindi la sostenibilità deve essere anche premiata dal punto di vista economico. Affronterò quindi un brevissimo excursus sulle problematiche, per esempio della valorizzazione dei prodotti, ma soprattutto dei sottoprodotti dell'industria alimentare che possono essere un grande valore aggiunto che questa può fornire anche in termini di sostenibilità. Grazie.